Amiche e amici appassionati del grande calcio a 5, buon pomeriggio. Queste immagini vi giungono in diretta dal Palazzetto dello Sport Giuseppe Paternesi di Foligno. È la 7ª giornata del campionato di Serie A femminile di futsal e si affrontano l'Atletico Foligno e l'Audace Verona. All'andata 4-1 per la squadra di Rossi, mentre siamo partiti Baldassarri difende il possesso, poi lo perde Pomposelli, attenzione a Pomposelli libera il destro, Pezzolla si dimentica la palla, riparte Arakawa, attenzione a Pomposelli arriva al rimorchio molto bene, Zandonà calcia di sinistro, palla respinta, riparte Zelli che tiene in campo la palla, Zelli per Narcisi, è il vantaggio dell'Atletico Foligno che ha fulminato Cecconi, poi la palla arriva a Narcisi, il contrasto, attenzione Pezzolla, è sola Pezzolla, Maria Grazia Pezzolla, 2-0 Atletico Foligno. E come in occasione del primo gol da Corboli, crediamo, ancora un'opportunità per l'Audace Verona, arriva la palla a De Cao e all'ultimo secondo l'Audace Verona con De Cao e si riparte con il vantaggio di una sola rete, se ne occupa Benedetta De Angelis, la palla arriva a Pomposelli sembra voler calciare, poi si fa luce sulla destra e calcia Arianna Pomposelli a 9,53. Arriva prima di tutti Baldassarri, Castagnoli controlla la palla e poi si libera molto bene di De Angelis, Castagnoli, Beatrice Castagnoli, un gol da attaccante di razza questo qua di Castagnoli. Pomposelli, attenzione, la palla arriva a De Angelis, De Cao a 2 minuti dalla fine, il pareggio del Verona con questa transizione che poi calcia in porta addirittura 2 secondi alla fine, calcia Narcisi, la palla fuori, finisce qui, finisce 3-3 questa battaglia tra Atletico Foligno e Verona, risultato giusto